Allora, ci dovremmo essere a questo punto. Signore e signori, diamo il benvenuto ad Alessandro Petulla. Benvenuto. Ciao a tutti. E alla Grazie. sua band. Qui al salotto per presentarci, insomma, le tue nuove ultime fatiche. Cosa Sì, stai tra l'altro commentando? la prima volta, quindi grazie mille per averci invitato. Una sorta di battesimo, quindi. È un facciamo battesimo. questa sera. Non ho un buonissimo rapporto con i vabbè. battesimi in generale, però vabbè. Adesso... Vabbè, vedremo di sfatare questo tuo mito. Almeno Vabbè. speriamo. Allora, senti, con che cosa cominciamo questa sera? Tra l'altro hai una band, diciamo, Sì, una big corposa. band in un little palco. Stasera iniziamo con Cara Lidia, che è un pezzo che parla di leggerezza, diciamo, di avere sempre partecipe la parte leggera e curiosa di sé, soprattutto nei momenti in cui non siamo leggeri. Chiaro. Ok? Lidia, insegna come fai a vivere una vita senza indietreggiare. È facile per te che inizi sempre con profonda leggerezza. Sorridi e un fiore nasce da sé. La notte prende il gusto che vuoi. Lidia, come vedi, il desiderio non stanca la pelle. È un germoglio che coglie all'istante sopra i tuoi alibi. Lidia, come vedi, il desiderio ti bagna la pelle. È come un'alba che insegue le stelle. Cara Lidia, un'orchestra infinita suona per te. Mamma, parti con quella sensazione di avere gli occhi pieni, anche se guardi un faro fai disegni ancora bene, sempre imprecisi, sempre senza margini. Ti svegli e accendi un ritmo perché il giorno prende il suono che vuoi. Lidia, come vedi, il desiderio non stanca la pelle. È un germoglio che coglie all'istante sopra i tuoi alibi. Lidia, come vedi, il desiderio ti bagna la pelle. È come un'alba che insegue le stelle. Cara Lidia, un'orchestra infinita. Lidia, come vedi, Lidia, come vedi, Lidia, come vedi, Lidia, come vedi, un'orchestra infinita suona per te. Grazie. Alessandro Petulla qui. Siamo dalla Zenith Room del Lab, cominciamo la diretta streaming sulla pagina, insomma, Corto Corto, poi sai che registriamo, ma anche in radio, andrà su Radio Flash, quindi occhio che adesso praticamente... Grande orgoglio. Quindi diciamo tu hai cominciato diciamo il live di questa tua nuova avventura in questo formato multiplo. Questo formato multiplo, sì. Sono molto contento, infatti, perché addirittura sentivo prima che ci guarderanno forse in Vietnam. Beh, quello dipende se mano manita, effettivamente c'ho un amico in Vietnam, Okay, quindi potenzialmente magari gliel'ha detto prima, si è svegliato un po' di fuso orario.
ci guarderanno in Vietnam. Invece chi vorresti che ti guarda da quale luogo, visto che abbiamo citato il Vietnam, tu hai diciamo aderenze magari in Ma a Islanda? me basta la mamma. Ti basta la mamma? Sì. Solo che lei non sa usare il computer, quindi potrebbe essere un po' complesso in questo caso. Potrebbe essere un po' complesso, però lì non bisogna usare il computer, basta usare il telefonino, Sì, basta vabbè, che c'è. un Nokia 3310 forse, Vabbè. Non parliamo delle disgrazie della mia famiglia, perché No. sennò è un disastro. No, ma quelle chiamano disgrazie, quelle potrebbero essere quasi delle cose bene, perché poi quando si mettono con i cellulari, diciamo, Hai ragione. alle persone più adulte, tipo me, può essere una cosa un po' delicata. Comunque, credo che non sia questo l'ambito nel quale, diciamo, si muove il prossimo brano che ci presentate, diciamo. Ma in realtà no? forse sì, è un po'... parla di smartphone. Non parla di smartphone, ma parla un po' del recuperare il piacere di prendersi al cuore, di parlarsi guardandosi negli occhi, di non essere solo persi negli obiettivi da A a B senza riuscire ad interfacciarsi con gli altri. Il pezzo si chiamava fino a ieri Brera. Brera. Solo che c'è questo problema di titolo, non siamo sicuri e quindi... C'è anche una macchina che si chiama Brera. Esatto, non vogliamo Oltre a tutta una serie essere... però effettivamente potresti finire nei motori di ricerca. Non lo so, addirittura però di- siamo passati dalla macchina a chiamarlo 72 sbarrato. Ah, Così va bene, cambiamo mezzo di trasporto. allora facciamo Brera 72. Va bene, mi Potrebbe piace. essere il titolo, poi vediamo. Grazie, Dopo. potresti fare il produttore. Allora Alessandro Petullà, Brera 72 qui al Salotto. Queste strade hanno troppi nomi, luci nei portoni. Corriamo veloci senza considerare fin dove ci porta il ritmo della città, le sue corsie rituali, i suoi binari, la mucchina per mani. Almeno per me che sono cresciuto un po' fuori, che il posto del centro è un centro per anziani. Ma io preferisco vederti la notte quando si ride, la musica forte, quando le lune sono bene, perché ho premura di perdersi tra pa. Ma queste strade hanno troppi nomi e troppi luoghi per comunicare. Sì, tanto che poi ci sentiamo soli, tanto che poi si marcia per obiettivi. E abbiamo perso le maniere migliori, almeno per me che voglio ancora trovare almeno un volto a tutti questi nomi. Io preferisco vederti la notte quando si ride, la musica forte, quando le lune sono bene, perché ho premura di perdersi. Ed io preferisco vederti la notte quando si ride, la musica forte, quando le lune sono bene, perché ho premura di perdersi, molta premura di perdersi. Queste strade hanno troppi nomi, almeno per me, ma io preferisco vederti la notte quando si ride, la musica forte, quando le lune sono bene, perché ho premura di perdersi. Ed io preferisco vederti la notte quando si ride, la musica forte, quando le lune sono bene, perché ha premura di perdersi, molta premura di perdersi. Grazie.
Alessandro Petullà, questa era Brera o Brera 72 o 72. Vedremo che cosa verrà fuori. Senti, visto che potenzialmente ci potrebbero ascoltare, insomma, ovunque, per chi si fosse incuriosito a quello che stai combinando, cosa deve fare per andare a esplorare meglio il tuo mondo? C'è un sito? Può aprire Google e digitare Alessandro E Petullà. anche lì, come nel caso viene fuori tutto quello che Viene fuori tutto, da Facebook a Instagram a YouTube, Spotify. È uscito da poco il nostro primo singolo, dico nostro perché insomma è un po'... è una comune questa di... Sì, ho visto che se ne sono aggiunti, diciamo, strada Sì, facendo. esatto, strada facendo, A te capita gente così? che voleva andare via, gente che è rientrata, insomma un casino, però è bello così, noi facciamo cacciare in poche parole. Più che siete un gruppo, sembra una cosa social, diciamo, secondo No, no. Così si rinnova Non anche siamo sempre. particolarmente bravi coi social. Non siete particolarmente bravi, quindi, però diciamo... Perché a noi piace farci bella pubblicità comunque. No, vabbè, non è un problema, ci stiamo pensando noi chiaramente. Adesso Però guardiamo comunque sui lo dico ai social, presenti, mi piace molto. Allora andate su Spotify, cercate Alessandro Petullà, titoli di coda, il primo singolo che è uscito, che sentirete tra un po' e basta. Che sentiremo tra un po', perché adesso cosa sentiamo? Adesso non lo so, vi vorrei proporre un lentone. Ah, proprio così. Ah, quindi avete fatto la scaletta prima, ho capito, avete fatto la scaletta Sì, prima. prima. Va bene, allora scopriamo questo brano che è un lentone. È un lentone che parla di accettare l'abbandono. Accettare. In qualche modo, a me piace parlare di malinconia in senso positivo, in qualche modo. Certo, va bene. E allora il brano si chiama Calypso. Calypso. Intanto dietro è partito Sì, un te l'ho detto, si fa Totocalcio. solo cacciara qua dietro. Va bene. Quante cose voglio da te, parole e contrasti, golosi e amareggiati, sicuri e fragili. Siamo un ossimoro di nervi ed ossa, e ninfe rivelano che sono diversa, perché so ancora innamorarmi di te. Ci siamo detti quanto basta, ma gli occhi non fanno mai rumore, ed ho nascosto il mondo intorno a te, che mi hai svelato il resto, e resti in mare ma danziamo ancora un po' nei nostri giardini proibiti. Non ho paura. Quante cose voglio da te, sono eterna, vuoi essere re? Accetto l'istante, che viene l'istante che va, e ninfe rivelano che mi hai già concesso una delle tue vite. Non sfuggi ancora al rimpianto, ma gli occhi non fanno mai rumore, e ho nascosto il mondo intorno a te, che mi hai svelato il resto, e resti fuori ma danziamo ancora un po' nei nostri giardini proibiti. Non ho paura.
Quante cose voglio da te, quello che cerchi l'hai nel cuore, come me, oh, oh, come me, come me. Quello che cerchi l'hai nel cuore come me. Grazie mille. Questo è un brano intenso. Vedo una lacrimuccia lì però. Io sai che conosco ormai, cioè, mi emoziono facilmente, sono un uomo di cuore, è chiaro che se mi becchi. Però diciamo io sono un po' in penombra, invece questa sera sei tu, diciamo, sotto i riflettori. Quindi ci stavi raccontando di questo vostro modo di lavorare, diciamo, un po' comunitario, un po' gruppo, però diciamo tu sei, come dire, il baricentro o qualche modo. Io sono il baricentro in qualche modo perché scrivo, mi piace scrivere, quindi arrivo con i miei pezzi che prendono vita in cameretta o in macchina oppure nel mio lavoro secondario, insomma, quando mi scoppia un petardo in testa, ad un certo punto decido che devo scrivere e poi mi metto con la chitarra, arrivo in sala con mi è piaciuta la cosa del petardo? Arrivo in sala e dico, boh, c'è questo, vediamo di farne uscire una canzone carina. Ogni tanto ci riusciamo comunque. Questo no, invece è un bel modo anche, come dire, di condividere poi il tempo, il momento e di fare musica insieme, quindi come dire, anzi avercene di situazioni così, di gente che arriva e ti dice ci avrei un pezzo in testa, proviamo a farlo. Allora senti, il prossimo brano com'è andato? Quando è scoppiato il petardo? Eri in macchina? Eri nel tuo secondo lavoro? Aspetta che ci penso. Non te lo ricordi più? No, non mi preparo mai le cose. Comunque il prossimo brano, aspettate un attimo. È caduto il capotasto. Quando è nato? È nato in un momento in cui avevo bisogno di eliminare i miei pregiudizi nei confronti degli altri. È una cosa che andando avanti, cioè, uno la sente che dà fastidio proprio a se stesso questa cosa. Questa, diciamo, è una cosa, come dire, ti fa onore, però temo che poi andando avanti la senti sempre di meno. Se la prendi sul nascere è buona, è buona. Ecco, e che titolo ha preso questo tuo modo? Si chiama Le luci fuori e parla proprio del cercare di stare insieme, di sentirsi sotto lo stesso cielo e quindi di evitare il pregiudizio, ma cercare di sentirsi tutti parte di una cosa unica. Bene. Come in una comune, tra l'altro, tornando poi a quello di cui prima, va bene. Alessandro Petrullà qui al Salotto di Mao. Camminato in strade senza neanche riconoscerle, come un nomade nel mondo mentre ruota. E tu l'atto di fede di chi aspetta per le luci fuori, come a Natale tra i pacchetti da scartare lì. Ad accenderti, siamo nelle stesse scarpe, lo
stesso cielo che resiste, la stessa sete di risposte. Vieni a prendermi, siamo nella stessa pelle, stessa sorte, stessi fiumi, ed ogni passo lascia impronte e una luce da accendere. Nelle piogge estive, tra i sorrisi delle maestrine, dentro il traffico diffuso della tua città, nelle notti brave, le canzoni dell'artista in strada, quando hai finito le parole per ferirti di più. Vieni a splendere, siamo nelle stesse scarpe, lo stesso cielo che resiste, la stessa sete di risposte. Vieni a prendermi, ma siamo nella stessa pelle, stessa sorte, stessi fiumi, ed ogni passo lascia impronte e una luce da accendere. Camminato in strade senza neanche riconoscerle, e siamo nelle stesse scarpe, lo stesso cielo che resiste, la stessa sete di risposte. Vieni a prendermi, ma siamo nella stessa pelle, stessa sorte, stessi fiumi, ogni passo lascia impronte e una luce da accendere, luce da accendere, c'è una luce da accendere. Alessandro Petullà, senti, allora, aspetta un attimo, finisco di farmi finire i brividi. Sì, grazie ragazzi. È chiaro, è una cosa reciproca. Senti, ti volevo chiedere di presentare questa comune, assolutamente questa band sì, che questa sera sei riuscito, diciamo, a mettere insieme, nel senso che questa no, sera in realtà è una band fissa, cioè siamo noi sempre o quasi sempre. Pensavo foste modulari, c'è solo un mattaiolo lì. È modulare come situazione, dipende. Allora, iniziamo dalla scheggia impazzita. Allora, iniziamo dalla scheggia impazzita. Alle tastiere Andrea Ciucchetti. Il Ciucca con gli stivali. Al basso Ale Anelli. Lui c'è, lui c'è sempre. Sì, il bassista c'è sempre. Alla batteria, ok, alla batteria Jacopo Angeleri. E poi c'è il cuore dei cuori, uscito incredibilmente dagli anni '80, Luca De Maria alla chitarra. Allora,
questa è diciamo la formazione ufficiale. Ufficiale, poi ogni Sappiatelo, tanto- Zucchetti ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è, ma fa ancora Sì. un po' più di la scheggia impazzita, diciamo, giustamente. Vabbè, ma a lui piace essere corteggiato. Io bisogna sai dire che questo. caldeggio affinché lui faccia anche i cori e comunque poi vedremo se questa cosa verrà presa in considerazione. Se no chiameremo 18-19 coriste in base al Lo palco, so, insomma, lo so. dipende. Questa idea anche che c'è delle coriste mi è piaciuta molto, anzi appena la mettete in atto veniteci a trovare qui a sotto perché No, l'abbiamo già vediamo- fatto in realtà, quindi non no. so se si può ripetere. No, non ti preoccupare, ripetiamolo, veniteci a trovare anche con le coriste. Senti, il prossimo quindi è un gospel che fate, una canzone gospel. Più o meno. Escono le coriste, dico magari adesso. Più o meno. Allora, noi vi lasciamo con il primo singolo che si chiama Titoli di coda. È una canzone d'amore, perché ci vuole anche quello ogni tanto, no? Un po' di melancolia. Guarda, ecco, visto che cominciate a darvi baci, visto che l'ultima canzone io vorrei sfruttare anche questa diciamo come sigla per ringraziare chiaramente tantissimo il Lab. Ci diamo appuntamento il prossima settimana, martedì, torniamo diciamo al solito orario, alla stessa spiaggia, al stesso mare. Vorrei ringraziare chiaramente anche la parte tecnica Sergio Olivato, Daniela Trebbi, Danilo Samà che ci segue da Bruxelles. Facciamogli l'applauso. Grazie a facciamo tutti, una bella figura. davvero, grazie. Grande, raga, grande. Solo un secondo, perché la diretta impone anche questo. No, vabbè, è il bello della diretta, perché questa la fate sempre però in una versione diversa. Sì, Ci siamo. sì, sempre diversa questa. Sì, questa Sempre lei, sempre. ma sempre diversa. Frasi contorte, la lingua si blocca. Ora godiamoci titoli di coda da condividere a schermo intero per ricordarci che quelle comparse eravamo io e te. A fare e disfare in letto, sul mio petto la tua collana, nelle notti di mare in piena, a dirci balliamo. E intanto sfiorivi piano, sfiorivi piano, sul muro dei miei rimpianti sfiorivi piano, tu sfiorivi piano, ma legami tra i tuoi capelli ora che ci voltiamo. Tararira. Occhiaie e sconforti, stanchezza insolita, ossessioni nascoste da anni, mentre le labbra non sanno bastarci. Incontrami ora e dimmi, tu dimmi chi sei, nei nascondigli più segreti della casa che volevi, dentro la stanza degli errori e del mal di stomaco. E intanto sfiorivi piano, tu sfiorivi piano, sul muro dei miei rimpianti sfiorivi piano, tu sfiorivi piano, ma legami tra i tuoi capelli ora che ci voltiamo. No, che non è mai stata complicità. Frasi contorte, la lingua si blocca, ora godiamoci titoli di coda da condividere a schermo intero per ricordarci che quelle comparse eravamo io e te, na 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 na. O sul muro dei miei rimpianti sfiorivi piano, tu sfiorivi piano, ma legami tra i tuoi capelli ora che ci voltiamo. Frasi contorte, la lingua si blocca. Grazie, grazie ad Alessandro Grazie a voi, Petullà. grazie a tutti.
Grazie anche a Eugenio Rotondi, grazie a Mano Manita che sono intervenuti questa sera qui al salotto. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, tante belle cose. Adesso sigla, bye bye. Corto.